Ma intanto lasciami ringraziare il sindaco di Palermo, il professor Lagalla, che ha abbracciato l'evento, tant'è che anche quest'anno la giornata conclusiva sarà tenuta al Politeama Garibaldi. È accaduto quello che è accaduto anche gli altri anni. Sappiamo chi sono i responsabili, i due personaggi in cerca d'autore sono il sindaco di Agrigento, il dottor Miccichè, e il direttore del parco Roberto Sciarratta. Entrambi nel corso di questi anni hanno promesso di istituzionalizzare il centro e hanno disatteso tutte queste promesse, per cui loro sono i responsabili. A loro bisognerebbe chiedere il perché, se è un motivo politico, se c'è qualche antipatia, qual è il motivo per cui il centro ancora una volta viene discriminato ed è per giunta fuori dalle iniziative all'interno di Agrigento, capitale della cultura. Quindi questo paradosso prende forma nel momento in cui Agrigento viene insignita di Agrigento capitale della cultura, il convegno ritorna fuori. L'altro paradosso nel paradosso è che abbiamo una struttura ad Agrigento che si chiama Palacongressi e che quindi dovrebbe ospitare i congressi, ma che quasi mai li ospita ed è diventato semplicemente un locale per spettacoli, musical, spettacoli teatrali, concerti, qualunque tipo di manifestazioni. La realtà è che dei 400 convegnisti che soggiornano per 5 notti a Palermo, quindi 2000 presenze turistiche, soltanto 80 faranno visita alla Valle dei Templi e alla Casa Natale, perché gli altri hanno preferito altre mete, Palermo, Monreale e addirittura molti studenti il percorso della legalità, percorso che anche qualche amministratore farebbe bene sul quale incamminarsi.